Segni prodigiosi nei cieli dell'Ucraina. Salve a tutti carissimi. Vi ricordate quel video presente nel canale in cui vi ho parlato di quello che stava accadendo nei cieli della Siberia? Ve l'ho riposto, vi rimetto l'immagine a cui mi sto riferendo. Ebbene, nei cieli della Siberia, poco prima dell'inizio della guerra, era apparsa una croce di fuoco. La notizia è che in questi giorni, precisamente il 2 marzo del 2022, è apparsa nei cieli di Kiev una misteriosa croce bianca. Questa croce è stata ripresa da una telecamera di sorveglianza che è collocata sul monastero santuario di Kiev, che è intitolato a San Michele Arcangelo. La potete vedere nelle immagini, una croce bianca comparsa nel cielo di Kiev proprio in questi giorni. E sempre in Ucraina, però siamo qui nella località di Kersek, è apparsa il 5 marzo una croce di fuoco misto, dei colori misto giallo e rosso fuoco. E inoltre si possono osservare nel cielo dell'Ucraina una serie di fenomeni inspiegabili che riguardano il Sole e che potete vedere in queste immagini. Speriamo, ci auguriamo tutti che attraverso la preghiera il nostro Signore possa proteggere questa popolazione così duramente provata dagli eventi bellici e noi non possiamo fare altro che pregare. Questi segni ci danno la certezza, qualora ce ne fosse bisogno, che l'intervento soprannaturale ci sarà, c'è e ci sarà per la rinascita di questo popolo straordinario e di questa meravigliosa nazione. Intanto Papa Francesco il prossimo 25 marzo consacrerà l'Ucraina e la Russia al cuore immacolato di Maria e un vescovo da lui incaricato sarà presente a Fatima in quello stesso momento per pregare anche lui la Madonna di Fatima della fine di questo tremendo conflitto. Papa Francesco ha accolto quindi quella che è stata anche la volontà dei suoi predecessori, come San Giovanni Paolo II, che ha già consacrato la Russia al cuore immacolato di Maria nel 1984. Ebbene, adesso vi mostro anche l'immagine di una Madonna che si trova nella chiesa di San Nicola di Milano. È una chiesa ortodossa che sono diverse volte che è soggetta ad una lacrimazione. Le sue, la immagine che vedete trasuda un olio e questa lacrimazione è avvenuta molte volte da parte di questa icona, una volta nel 2008, una volta nel 2010, una volta nel 2012 e tante icone di Madonne ortodosse stanno anche precedentemente, nel periodo precedente alla guerra, stavano versando delle lacrime. Vi invito a visionare il video dedicato a questo fenomeno e sicuramente ecco la Madonna ha nel suo cuore il destino e le sorti dell'umanità e sa quali sono gli eventi che attanaglieranno l'umanità nei tempi futuri e per questo ecco ci invita al raccoglimento e alla preghiera attraverso l'arcano linguaggio delle lacrime.
Io ora vi saluto e vi lascio il video dedicato alla potente coroncina San Michele Arcangelo, santo protettore di Kiev, affinché possa liberare presto questo popolo e l'umanità intera da questa guerra infernale e satanica, frutto purtroppo di quel trionfo dell'Anticristo che è in atto, è sotto gli occhi di tutti, ma che sarà preludio del trionfo più grande e definitivo, quello del cuore immacolato di Maria. Vi ringrazio tantissimo, cari, e vi auguro che il nostro Signore possa benedirvi, e vi auguro anche la benedizione dei sacri cuori di Gesù, Maria e Giuseppe, da invocare e sotto la cui ala mettersi, soprattutto in questi tempi. Grazie carissimi, che Dio vi benedica sempre. Potentissima preghiera a San Michele Arcangelo per la guarigione da tutti i mali. Nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di dolore, mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire alle occasioni prossime del peccato. Signore, misericordia, perdonami. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del ventre tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Croce Santa, sii la mia luce, e non sia mai il dragone il mio duce. Vai indietro, Satana, non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri. Bevi tu stesso il tuo veleno. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Prega per noi, o Santa Madre di Dio, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Amen. Io, nel nome di Gesù Cristo, estirpo da me e dalla mia famiglia ogni contaminazione spirituale, respingo tutta la furia del diavolo, tutte le frecce
e tutti i dardi infuocati del nemico. Io, nel nome di Gesù Cristo, ti proibisco, Satana, di toccare me e la mia famiglia. Io, nel nome di Gesù Cristo, ti proibisco, Satana, di toccare me e la mia famiglia. Io, nel nome di Gesù Cristo, ti proibisco, Satana, di toccare me e la mia famiglia. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. 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 Nel nome di Gesù Cristo e del suo preziosissimo sangue, che tutto il male possa essere distrutto, che ogni malattia possa essere eliminata, che ogni oppressione che grava su coloro che compiono questa preghiera sia distrutta una volta per tutte. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Croce Santa, sii la mia luce, e non sia mai il dragone il mio duce. Vai indietro, Satana, non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Amen. Io, nel nome di Gesù Cristo, estirpo da me e dalla mia famiglia ogni contaminazione spirituale, respingo tutta la furia del diavolo, tutte le frecce e tutti i dardi infuocati del nemico. Io, nel nome di Gesù Cristo, ti proibisco, Satana, di toccare me e la mia famiglia. Io, nel nome di Gesù Cristo, ti proibisco, Satana, di toccare me e la mia famiglia. Io, nel nome di Gesù Cristo, ti proibisco, Satana, di toccare me e la mia famiglia. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. 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 Chi è come Dio? Nessuno è come Dio.
Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Nel nome di Gesù Cristo e del suo preziosissimo sangue, che tutto il male possa essere distrutto, che ogni malattia possa essere eliminata, che ogni oppressione che grava su coloro che compiono questa preghiera sia distrutta una volta per tutte. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Croce Santa, sii la mia luce, e non sia mai il dragone il mio duce. Vai indietro, Satana, non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri. Bevi tu stesso il tuo veleno, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, Principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Amen. Io, nel nome di Gesù Cristo, estirpo da me e dalla mia famiglia ogni contaminazione spirituale, respingo tutta la furia del diavolo, tutte le frecce e tutti i dardi infuocati del nemico. Io, nel nome di Gesù Cristo, ti proibisco, Satana, di toccare me e la mia famiglia. Io, nel nome di Gesù Cristo, ti proibisco, Satana, di toccare me e la mia famiglia. Io, nel nome di Gesù Cristo, ti proibisco, Satana, di toccare me e la mia famiglia. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. 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 Nel nome di Gesù Cristo e del suo preziosissimo sangue, che tutto il male possa essere distrutto, che ogni malattia possa essere eliminata, che ogni oppressione che grava su coloro che compiono questa preghiera sia distrutta una volta per tutte. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Croce Santa, sii la mia luce, e non sia mai il dragone il mio duce. Vai indietro, Satana! Non mi persuaderai di cose vane, sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli, preghiamo che Dio lo domini. E tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Amen. Io, nel nome di Gesù Cristo, estirpo da me e dalla mia famiglia ogni contaminazione spirituale, respingo tutta la furia del diavolo, tutte le frecce e tutti i dardi infuocati del nemico. Io, nel nome di Gesù Cristo, ti proibisco, Satana, di toccare me e la mia famiglia. Io, nel nome di Gesù Cristo, ti proibisco, Satana, di toccare me e la mia famiglia. Io, nel nome di Gesù Cristo, ti proibisco, Satana, di toccare me e la mia famiglia. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. 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 Nel nome di Gesù Cristo e del suo preziosissimo sangue, che tutto il male possa essere distrutto, che ogni malattia possa essere eliminata, che ogni oppressione che grava su coloro che compiono questa preghiera sia distrutta una volta per tutte. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Croce Santa, sii la mia luce, e non sia mai il dragone il mio duce. Vai indietro, Satana, non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri. Bevi tu stesso il tuo veleno. Nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Amen.
San Michele Arcangelo, difendici nella lotta. Sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini. E tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Prega per noi, o Santa Madre di Dio, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Amen. Io, nel nome di Gesù Cristo, estirpo da me e dalla mia famiglia ogni contaminazione spirituale. Respingo tutta la furia del diavolo, tutte le frecce e tutti i dardi infuocati del nemico. Io, nel nome di Gesù Cristo, ti proibisco, Satana, di toccare me e la mia famiglia. Io, nel nome di Gesù Cristo, ti proibisco, Satana, di toccare me e la mia famiglia. Io, nel nome di Gesù Cristo, ti proibisco, Satana, di toccare me e la mia famiglia. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. 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 Nel nome di Gesù Cristo e del suo preziosissimo sangue, che tutto il male possa essere distrutto, che ogni malattia possa essere eliminata, che ogni oppressione che grava su coloro che compiono questa preghiera sia distrutta una volta per tutte. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Croce Santa, sii la mia luce, e non sia mai il dragone il mio duce. Vai indietro, Satana, non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Prega per noi, o Santa Madre di Dio, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Amen. Io, nel nome di Gesù Cristo, estirpo da me e dalla mia famiglia ogni contaminazione spirituale, respingo tutta la furia del diavolo, e tutte le frecce e tutti i dardi infuocati del nemico. Io, nel nome di Gesù Cristo, ti proibisco, Satana, di toccare me e la mia famiglia. Io, nel nome di Gesù Cristo, ti proibisco, Satana, di toccare me e la mia famiglia. Io, nel nome di Gesù Cristo, ti proibisco, Satana, di toccare me e la mia famiglia. Litanie a San Michele Arcangelo. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà.
Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Cristo, esaudiscici. Padre Celeste, Dio, abbi pietà di noi. Figlio, Redentore del mondo, Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo, Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. San Michele Arcangelo, prega per noi. San Michele, Principe dei Serafini, prega per noi. San Michele, ambasciatore del Signore Dio di Israele, prega per noi. San Michele, assessore della Santissima Trinità, prega per noi. San Michele, preposto del Paradiso, prega per noi. San Michele, chiarissima stella dell'ordine angelico, prega per noi. San Michele, mediatore delle divine grazie, prega per noi. San Michele, sole splendente di carità, prega per noi. San Michele, primo modello di umiltà, prega per noi. San Michele, esempio di mansuetudine, prega per noi. San Michele, prima fiamma di ardentissimo zelo, prega per noi. San Michele, degno di ammirazione, prega per noi. San Michele, degno di venerazione, prega per noi. San Michele, degno di lode, prega per noi. San Michele, ministro della divina clemenza, prega per noi. San Michele, duce fortissimo, prega per noi. San Michele, dispensatore di gloria, prega per noi. San Michele, consolatore degli sfiduciati, prega per noi. San Michele, angelo di pace, prega per noi. San Michele, consolatore degli animi, prega per noi. San Michele, guida degli erranti, prega per noi. San Michele, sostegno di coloro che sperano, prega per noi. San Michele, custode di chi ha fede, prega per noi. San Michele, protettore della Chiesa, prega per noi. San Michele, dispensatore generoso, prega per noi. San Michele, rifugio dei poveri, prega per noi. San Michele, sollievo degli oppressi, prega per noi. San Michele, vincitore dei demoni, prega per noi. San Michele, nostra fortezza, prega per noi. San Michele, nostro rifugio, prega per noi. San Michele, duce degli angeli, prega per noi. San Michele, conforto dei patriarchi, prega per noi. San Michele, luce dei profeti, prega per noi. San Michele, guida degli apostoli, prega per noi. San Michele, sollievo dei martiri, prega per noi. San Michele, letizia dei confessori, prega per noi. San Michele, custode delle vergini, prega per noi. San Michele, onore di tutti i santi, prega per noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, esaudiscici, o Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Preghiamo, o Signore, la potente intercessione del tuo Arcangelo Michele ci protegga sempre e in ogni luogo, ci liberi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Santi, angeli e arcangeli, difendeteci. Amen. Nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. E così sia. Siano lodati la Santissima Trinità e i Sacri Cuori di Gesù, di Giuseppe e di Maria.